one wine. Two chefs. The pen is on the table. Non ce la può fare. I nostri 3 giudici decreteranno il miglior abbinamento in cucina. Benvenuti a T-Chef. Ragazzi, cosa ci inventiamo oggi per arrivare in ritardo? Zacca e Pony. Ce l'avete presente, dai? Certo. Ok, Mi sacrifico io. L'idea è tua. è giusto. No. Ma scusa, una domanda, ma Zacca va bene. E Pony? Se mi danno il vino, ve lo spiego. Ragazzi, andiamo a lavorare, per favore. Ma perché anche oggi siamo in ritardo? È ovvio. Come al solito. Dai, sono loche, non è che... Dai, andiamo. Andiamo. Amici di T-Chef, oggi parliamo di Fattorie Isola, un brand che comprende la produzione di alcuni vigneti tutti specializzati in biologico. Abbiamo pensato di abbinare per il lavoro degli chef il Sardegna Semidano. I nostri chef avranno questo vino per la loro gara. Luigi Cuccaru, azienda Fattorie Isola. Buona fortuna agli chef. Cari amici di T-Chef, oggi un bianco. Gianluca, È una bella realtà il Semidano, eh? Beh, in effetti illuminaci. ho dimenticato il tirbusciò. E voilà, Meno male che c'è Enrica. Tu non ti ricordi mai niente, guarda. meno male. Allora, guarda, parliamo di Semidano. Effettivamente è uno dei grandi vini della Sardegna, perché a parte essere un vitigno autoctono, è stato per tanti anni il re dei vini dolci. La zona di Mogoro è una bellissima zona per le vigne, perché comunque ha dei terreni molto interessanti, di varie composizioni, Saranno sapori delicati molto rispetto a quei delicati. rossi che abbiamo bevuto. Sì, molto delicati. Sono curiosa. Sì. Guarda, il colore già versandolo nel bicchiere è abbastanza carino. Colore molto tenue, con dei piccoli riflessi verdolini. Cosa ne pensi? Un giallo paglierino. Esatto. Anche proprio, quasi proprio tenue Adesso tenue. vediamo al bicchiere giro. come la Io fluidità. sento un aroma molto particolare. Sì, perché questo è un vitigno semi-aromatico, Enrica, quindi comunque hai un'esplosione di profumi. Hanno fatto una versione molto tenue, molto semplice, una versione diversa dal Semidano. Se vediamo in bocca com'è. Bello, comunque ha una bella ampiezza, persistente, e devo dire che ha anche un piccolo retrogusto a marognola, una piccola mandorla che si sente dopo che hai bevuto. Sì. Ma diciamo che è un vino che ha una sua caratteristica, la semi-aromaticità. Vediamo su questi piatti, perché i piatti dovranno essere veramente molto delicati. Fattorie Isola, vino delicato. Se mi danno da mangiare però sarebbe... Se mi danno un martello, te lo lancio in testa. Gianluca, a quali chef hai pensato? Sì, Enrica, guarda, tralasciamo questi discorsi. Effettivamente oggi abbiamo 2 giovani chef veramente bravi, molto interessanti. Abbiamo Enrico di Sabores che ci farà gustare un piatto veramente particolare, e poi Valerio del Gioia e Gusto, anche lui è ben attrezzato. Allora Valerio, cosa ci preparerai di buono? Per oggi ho pensato a una fregola ai crostacei. Ah, molto interessante. Perfetto. E invece tu Enrico come ci devi sbalordire? Io invece ho pensato ad un risotto con una crema di cavolfiore. Allora sono 2 piatti veramente interessanti. La sfida sembra interessante. Avete 60 minuti di tempo per stupirci e deliziarci. Andate su, in cucina con degli ottimi prodotti che vi aspettano. Va bene. Andiamo.
Eccoci nelle segrete stanze con Enrico. Salve. Ciao, come va? Bene, bene. Sapores di mare, direi. Dunque, dopo questa piccola intro, lasciamo perdere, ti volevo chiedere qual è stato l'ingrediente che hai scelto per abbinare questo piatto al semidano? Allora, l'ingrediente principale è il cavolfiore. Quindi ho fatto un risotto con una crema di cavolfiore, quindi tendente dolce, quindi dovrebbe bilanciare bene l'acidità del vino. E poi andiamo a condirlo dopo con dei gamberi crudi e un po' di mandorle tostate. Non sveliamo niente, però ragazzi il profumo è eccezionale. Buon lavoro Enrico. Grazie. Eccoci qua invece con Valerio. Senti com'è, che rumore, che ritmo. Allora anche tu Valerio, racconta agli amici di casa di T-Chef qual è l'elemento che hai scelto per abbinare il piatto al semidano. L'elemento principale che ho scelto sono i crostacei. Ho fatto un mix di gamberi, scampi e astice per dare dolcezza in contrasto con l'acidità del vino. Invece tu fai una fregola, vero? Io farò una fregola. Ne vedremo delle belle ragazzi, mamma mia. Ragazzi, profumini deliziosi, ma mancano 5 minuti, vi aspettiamo giù. Ragazzi, un minutino manca, un minutino, Ragazzi, sta arrivando Enrico. Oh, wow. Enrico, raccontaci questo bellissimo piatto. Ma in realtà il piatto è abbastanza semplice, è un risotto con una crema di cavolfiore, quindi con una parte dolce, è bello cremoso, un gambero crudo, quindi tende a dare freschezza, e delle mandorle tostate, leggermente oleose, che tendono a dare continuità un pochettino al vino. Perfetto. La semplicità nel piatto, come piace a noi. Grazie Enrico. Assaggiamo e ti facciamo sapere. Grazie a voi. Promette veramente bene questa... Eh sì. Sono curiosa. Grazie Enrico. Buon assaggio. Giudici, sta arrivando Valerio. Eh sì. Pronti? Vediamo questo piatto. Bellissimo piatto, bell'impiattamento. Molto Anche gradevole. Valerio non scherza, Valerio, cosa ci hai preparato di buono? Abbiamo una fregola di crostacei con gamberi rossi, astice e scampi, crema di formaggio fresco fatta con lo stracchino e riduzione fatta con i carapacci dei crostacei. Ah, perfetto. Bottarga e asparagi di mare. Connubio di Proprio, sapori. cioè, Perfetto, un piatto molto interessante. Valerio, ora assaggiamo e ti facciamo sapere. Grazie. Grazie Valerio. ora tocca a noi. Grazie Valerio. Buon appetito! La delicatezza del semidano delle fattorie Isola è stato un bel banco di prova per gli chef. Ora tocca ai nostri giudici stabilire chi ha centrato l'abbinamento con le note floreali di questo ottimo vino. Ladies and gentlemen, finisce la prima fase della prima edizione di T-Chef con la decisione di quest'ultimo ottavo di finale. Non è stato facile, infatti cedo la palla ai miei compagni di viaggio, io però ho fatto la scarpetta di tutti e due i piatti, quindi ora tocca a voi. Per Davide, essere proprio... tecnicamente i piatti erano perfetti, veramente ho riscontrato delle preparazioni che mi hanno sbalordito, vero Enrica? Verissimo, tecnicamente perfetti, molto belli al sapore e alla vista, però in uno dei due piatti la forse eccessiva presenza di crostacei non ha fatto altro che rendere eccessivamente dolce il nostro semidano.
Perciò abbiamo pensato di affidare la vittoria in questa puntata a Enrico. Grazie a tutti e due. Complimenti, perché i Siete piatti stati erano veramente speciali. Sì. Molto buoni entrambi. Quindi Enrico ottavo. Bella. Enrico, con il suo risotto, si aggiudica l'ultima sfida degli ottavi di finale di T-Chef. Potrete scoprire i piatti di Valerio presso l'Osteria Gioia e Gusto, in via Mameli 94 a Cagliari. Anche questa puntata è terminata. Seguiteci su Videolina, Instagram e mettete like sulla nostra pagina di Facebook. Concordo. E andate naturalmente a trovare i nostri amici ristoratori Sabores e Gioia e Gusto. Non rimarrete assolutamente delusi. Beh, ci vediamo ai quarti di finale. Sì. Nuove etichette ed entusiasmanti ricette attendono il parere dei nostri giudici. T-Chef entra nel vivo e vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook per scoprire gli abbinamenti delle prossime puntate. Il Monti di Mola delle Vigne sul Rau, il Buio Buio della Cantina Mesa, l'Arvisionado Faula della Cantina de Sena e il Tanca Farrà di Sella e Mosca saranno i protagonisti dei quarti di finale. Chi sarà il primo vincitore di T-Chef? Continuate a seguirci, noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Sempre sabato, alle ore 15, su Videolina. Ne vedremo delle belle, ragazzi.